28 interventi per favorire il trasporto e la mobilità, finanziati con circa 52 milioni di euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, gestiti dalla Regione del Veneto nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013. Finanziamenti che hanno permesso di realizzare infrastrutture in favore di un'utenza privata, agevolando negli spostamenti all'interno di una rete moderna, rispettosa dell'ambiente e riqualificata, e per il trasporto delle merci a servizio del tessuto produttivo del Veneto. Con 5 milioni e mezzo di euro sono stati realizzati gli 81.500 metri quadrati che completano il nuovo grande terminal di Interporto di Padova, un terzo dell'area preesistente, divenuto un punto di riferimento di livello europeo per lo scambio intermodale, in grado di rispondere alle esigenze di un territorio a vocazione industriale fortemente orientato all'export come il Veneto. Grazie alle risorse disposte dalla Regione vengono formati 120 treni alla settimana che arrivano o partono per alcuni porti italiani e internazionali, tra cui Genova, La Spezia, Trieste, Capodistria, Rotterdam. Lungo gli 8 binari divisi in 3 fasci, 14 gru provvedono allo scambio tra gomma e rotaia di container che contengono merci che vanno dall'alimentare al siderurgico, al materiale plastico o per l'industria del legno e macchinari. Un importante snodo per il trasporto e la distribuzione delle merci, la cui ricaduta non è solo di occupazione e filiera, ma soprattutto di servizio a beneficio delle imprese venete, all'insegna di una mobilità sostenibile anche sul piano economico. Basti calcolare che solo i circa 14 treni che settimanalmente arrivano o partono per il porto di Trieste spostano su rotaia l'equivalente di circa 560 camion. Il finanziamento FESR ha permesso di portare a compimento i binari, raccordandoli al fascio base che conduce alla stazione merci, potenziando di 1/3 la capacità intermodale dell'Interporto. La sicurezza e la qualità della vita sono le prerogative dell'intervento di riqualificazione, sistemazione e ampliamento dell'area esterna della stazione ferroviaria del comune di Ceggia. Qui, con il progetto che la Regione del Veneto ha finanziato con 1.200.000 euro di fondi strutturali europei, non solo si è riusciti a dotare la stazione di 2 aree parcheggio di quasi 150 posti auto, di cui 4 per disabili, 6 per sosta breve e quasi altrettanti per bici e moto, ma è stato possibile recuperare un'area degradata mettendola al sicuro da vandalismo e attività illecite, grazie all'impianto di videosorveglianza. Sono stati sistemati il piazzale esterno alla stazione, predisponendo una fermata autobus e una rotatoria per il traffico. Attraverso un buon uso delle risorse si è ampliato il progetto iniziale. È stato restaurato l'ex magazzino e verrà sistemato il viale che conduce in stazione, con la messa in sicurezza dei tigli e la realizzazione di dossi rialzati per l'attraversamento pedonale. Fonte di turismo diffuso, mobilità locale verde e sostenibile, valorizzazione di un'area di notevole interesse ambientale. Tutto questo è il percorso ciclopedonale lungo il corso del fiume Brenta. 38 km di itinerario che da Carmignano di Brenta raggiunge Vigo d'Arzere alle porte di Padova, passando per Fontaniva, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Campo San Martino, Piazzola sul Brenta, Limena. Progetto realizzato grazie ai 640.000 euro del FESR. Sfruttando gli argini del fiume è stato ricavato un percorso largo 3 metri, allestito con panchine, cestini, pannelli segnaletici e staccionate in legno per la sicurezza, frequentato quotidianamente da ciclisti, pedoni, amanti della natura, sportivi, che si addentrano in aree prima precluse, di suggestivo impatto ambientale e naturalistico, dall'area sorgente nel comune di Grantorto fino ai contesti più urbani a Limena e Vigo d'Arzere. La pavimentazione è stata realizzata con un'emulsione bituminosa con ghiaino, asfalto ecologico di colore bianco, elastico per potersi adattare al terreno. L'itinerario si inquadra in un sistema integrato di percorsi che potrebbe collegare l'area che interessa le 4 province di Venezia, Padova, Vicenza e Trento, per rispondere anche ad esigenze di spostamenti a breve raggio con una mobilità differente, verde e sostenibile.